impegnati a ricostruire un Veneto più libero, rinnovato e autonomo. Così si dichiarano i rappresentanti di Resistere Veneto, perché i diritti dei cittadini siano sempre garantiti e dove il futuro venga assicurato da scelte responsabili, a cominciare dal risolvere i problemi della sanità, riorganizzandola per competenza, tempestività di intervento e prevenzione. Andando in giro per il Veneto, questa è la sensibilità maggiore che cogliamo, lo scoramento rispetto a un peggioramento dei servizi, a un allontanamento delle risposte, a una qualità che sta perdendo, pur una sanità ottima come quella che era veneta, e noi vogliamo arrestare questo declino, ma soprattutto vogliamo rimettere al centro le persone e dare loro il servizio che, essendo proprio un servizio, è dovuto anche a livello costituzionale. Il lavoro, i giovani, l'impresa etica, l'agricoltura e la tutela dell'ambiente sono le altre priorità che sono state elencate e che richiedono che sul territorio rimangano almeno 500 milioni del residuo fiscale. Per mantenere questa qualità, che serve un'area ampia, ma soprattutto anche per non danneggiare i nostri cittadini, 500 milioni credo che siano un investimento che serva non solo a dare un servizio locale, ma a tutta la nazione. Altro tema al centro dell'attenzione è le infrastrutture, con critiche pesanti nei confronti della Pedemontana per quelli che sono i suoi costi. Stiamo assistendo a opere che vengono progettate in maniera raffazzonata e approssimativa, il cui costo finale provoca un buco di smisura nel bilancio regionale e ahimè lo stiamo per toccare con mano. Va fatta una valutazione. Allora, in questo momento andranno potenziati i collegamenti con quello che c'è già esistente rispetto, che penso alla Pedemontana e alla zona del Padovano, attorno a Verona, perché è uno snodo cruciale per il Veneto. Si parla della Romea da decenni, sarà il caso di mettere mano, perché per il Polesine può essere una risorsa importante. Si riparla della Valdastico e si riparla anche dell'Alemagna. Però le risorse per fare queste opere sono immense e veramente vi è la necessità di migliorare il collegamento verso nord, avendo migliorato quelli trasversali.